Dire io ho abortito è un atto rivoluzionario. Anche quando non ti senti in colpa, la società è prontissima a giudicarti, a darti della fallita, a chiederti ma com'è possibile che nel 2020-21 tu non sia in grado di prendere un anticoncezionale. Una persona può anche sbagliare ed è sacrosanto che venga comunque garantito il diritto di accesso all'IVG, senza giudicarla e senza colpevolizzarla. Sono Alice Merlo e nel 2020 ho interrotto volontariamente una gravidanza con la terapia farmacologica. Ho abortito il 21 settembre del 2020. Per le persone come me, che sono certe al 100% dal primo secondo di non voler portare avanti quella specifica gravidanza, poter intervenire presto e in maniera sicura è davvero liberatorio. Da febbraio sono testimonial della campagna Aborto farmacologico, una conquista da difendere dell'UAR e ho deciso di accettare il loro invito a prestare le mie parole e la mia faccia, perché è importante che il personale diventi pubblico e politico quando una mia esperienza, che è stata felice e serena, può aiutare tante altre persone anzitutto a informarsi e poi a vivere molto più serenamente quello che è un diritto. Un altro dei motivi per cui ho deciso di metterci la faccia è che la mia bisnonna ha abortito più volte illegalmente. E sono sicura che sarebbe molto contenta di sapere che le donne adesso possono accedere al diritto di interrompere volontariamente una gravidanza. Sotto il mio profilo personale, dove ormai pubblico ogni post con la privacy pubblica, quindi dando la possibilità a chiunque di intervenire, mi è stato scritto che sono una sadica che ha ammazzato suo figlio. Le persone che secondo me fanno più danni, spesso inconsapevolmente, sono quelle che si professano a favore della libertà di scelta, ma solo a determinate condizioni, cioè solo a condizione che l'esperienza sia vissuta con vergogna, con colpa e in maniera traumatica. Serve davvero sradicare questi pregiudizi, perché le persone devono sentirsi libere di accedere a un diritto e devono sentirsi libere di sentirsi come vogliono, anche serene e felici. Dall'altra parte però, sia in privato che in pubblico, ho ricevuto davvero un'ondata di affetto e di supporto e di stima inaspettati. Ci sono tantissime donne che mi hanno scritto in questi mesi raccontandomi il loro aborto e il modo in cui si sono sentite e dicendomi che non ne avevano mai parlato con nessuno, spesso neanche con i familiari più stretti, perché sentivano fortissimo il giudizio. Lo stigma e la paura di affrontare questo tema in Italia è alle stelle. Dell'aborto si parla in termini sensazionalistici perché sono gli unici con cui si può dare visibilità a questo tema. Non è un tema che si affronti nel quotidiano. Essendo un tabù, quando se ne parla solo per far scalpore. Fa scandalo e deve fare scandalo una narrazione dell'aborto non colpevolizzante e serena. Mi auguro che appunto in futuro invece si riesca a parlare di aborto con naturalezza e senza giudizio, in maniera assolutamente normale, davanti a un caffè. Servono più narrazioni possibili, anzitutto perché non sono solo le donne ad abortire, ci sono anche le persone trans e le persone non binary e anche loro meritano uno spazio in questa narrazione. L'unico consiglio che mi sento di dare è quello di fermare il giudizio e mettersi innanzitutto in ascolto della persona che ha avuto direttamente l'esperienza e rispettare non soltanto il suo volere, ma anche il suo sentire e provare a imparare a parlare di aborto.